Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione. A cura del centro missionario della diocesi di Padova. Conduce Andrea Canton. Avete presente com'è fatta una frontiera? Ora che c'è Schengen, il patto per cui in Europa si può circolare liberamente, magari non ce l'abbiamo ben presente. Ma forse a qualcuno è capitato di andare all'estero prima del 1992 o forse magari è andato al di fuori dell'Unione Europea. Allora si arriva a una dogana, si viene controllati, si esibiscono dei documenti, avviene un passaggio attraverso una sbarra tra un luogo e un altro. Pochi metri, ma cambia il mondo. Adesso la frontiera ce l'abbiamo in casa. La frontiera non è più il luogo fisico del passaggio, ma è un incontro. Non avrebbe senso altrimenti. In quest'epoca di social network, in un periodo in cui in un attimo possiamo comunicare con l'altra parte del mondo, e noi di Pronto Mondo ne sappiamo qualcosa, la frontiera non è più data dallo spazio, ma è data dalla cultura. Pensateci un attimo, Hollywood è molto più distante rispetto a Rabat, la capitale del Marocco, eppure tutti noi quest'anno abbiamo visto almeno un film di Hollywood e forse pochissimi hanno visto una telenovela marocchina. Oggi il telefono di Pronto Mondo si collegherà con una di queste frontiere, uno dei posti più vicini, forse il più vicino che abbiamo raggiunto con il nostro telefono. Infatti in una mezza giornata di autostrada ci si può arrivare, però è davvero dall'altra parte del mondo per quello che riguarda la cultura che conosciamo e anche la fede che professiamo. Oggi saremo a Marsiglia, una città sul Mediterraneo francese con quasi 1 milione di abitanti, più del 25% di questi sono di origine nordafricana. A guidarci in questo viaggio padre Renato Zilio, originario di Dolo, che era prima a Londra e da qualche mese è a Marsiglia. Con padre Renato parleremo di frontiera come luogo di incontro, come luogo teologico e come luogo pieno di senso e di significato. Padre Renato appartiene alla famiglia degli scalabriniani, religiosi e religiose che da più di un secolo si occupano degli emigranti. Prima di metterci in contatto con Marsiglia vogliamo andare alla scoperta di questa realtà. Sono più di 1 migliaio sparsi in tutto il mondo, uomini e donne con una sola vocazione: servire gli emigranti, abitare le frontiere. Sono gli scalabriniani. Tutto ebbe origine dall'intuizione di un vescovo di fine Ottocento, il beato Giovanni Battista Scalabrini, nativo di Como e vescovo a Piacenza. Così Scalabrini raccontava il suo primo incontro con il fenomeno dell'emigrazione. In Milano, parecchi anni or sono, fui spettatore di una scena che mi lasciò nell'animo un'impressione di tristezza profonda. Di passaggio alla stazione vidi la vasta sala, i portici laterali e la piazza adiacente invasi da 3 o 4 centinaia di individui poveramente vestiti, divisi in gruppi diversi. Sulle loro facce abbronzate dal sole, solcate dalle rughe precoci, che suole imprimervi la privazione, traspariva il tumulto degli affetti che agitavano in quel momento il loro cuore. Erano vecchi, curvati dall'età e dalle fatiche, uomini nel fiore della virilità, donne che si traevano dietro o portavano in collo i loro bambini, fanciulli e giovanette tutti affratellati da un solo pensiero, tutti indirizzati ad una meta comune. Erano emigranti. Scalabrini fondò i missionari e le suore missionarie di San Carlo Borromeo e spinse per la tutela e il riconoscimento del fenomeno dell'emigrazione. In più di un secolo l'emigrazione è cambiata, anche l'emigrazione italiana è cambiata, e così nelle megalopoli multietniche del mondo, come Londra e New York, anche i nuovi emigranti italiani, i famosi cervelli in fuga, hanno chi pensa a loro. Pronto mondo? Pronto mondo? In collegamento dal cuore pulsante dell'Europa abbiamo padre Renato Zilio, uno scalabriniano originario di Dolo. Nella sua attività è stato a Ginevra, è stato a Londra e da pochi mesi per l'appunto è a Marsiglia. Grazie padre Renato. Prego,
Buongiorno a tutti. Padre Renato, prima di raccontare la sua esperienza attuale e quelle passate, c'è una origine della sua vocazione, un'origine sociale, insomma la famiglia scalabriniana, e un'origine personale. Ce le può raccontare entrambe? Sì, era la vicinanza con Bassano, dove abbiamo un grande seminario, e da qui partiva tutta una sensibilizzazione a diventare missionari per gli italiani all'estero. Io ero a scuola, avevo 11 anni, ed è passato un missionario chiedendo a tutti se volevano diventare missionari, e solo in 2 abbiamo risposto. E così mi sono appassionato di questo cammino, di questo itinerario, cioè di darmi a questo impegno pastorale di accompagnare le nostre comunità di italiani all'estero nella loro fede, nella loro cultura, perché scrivevano al nostro vescovo fondatore Scalabrini: noi qui in America, per esempio, siamo come animali, non c'è quando si muore o quando si nasce neanche un prete per benedirci. Ci mandi dei preti. Ecco allora che inventò i missionari scalabriniani. Una chiamata forte alla cura delle persone che si muovono, delle persone che migrano per ragioni economiche, per ragioni sociali, che adesso ovviamente si apre a tutte le forme di immigrazione, non solo quelle italiane. Sì, poi successivamente negli anni 70 la nostra congregazione si è aperta a tante altre culture, ai portoghesi, ai latinoamericani, ai filippini, e ci siamo impiantati anche in Vietnam, in Tokyo, in altre zone lontanissime nell'Oriente, in Australia, per accompagnare qualsiasi tipo di cultura, perché essere emigrante è proprio un'avventura particolare che cambia la vita, la trasforma, che rende la gente più coraggiosa, perché deve affrontare il destino di ricostruire la propria vita sulla terra degli altri, in casa d'altri. Qualche anno fa lei ha scritto un libro, Dio attende alla frontiera, una sorta di compendio di tutte le sue esperienze degli ultimi anni a Ginevra e a Londra. Una frontiera è un concetto che poi Papa Francesco, con la periferia, con il luogo dell'incontro e con questa sorta di finestra aperta verso l'uomo, verso le altre culture, utilizzerà molto spesso. Ce la può raccontare come la vede lei questa frontiera? La frontiera è un luogo squisitamente spirituale e teologico, cioè è l'incontro con l'altro, con la A maiuscola o con la A minuscola. È il luogo in cui è come una cerniera tra me e l'altro, in cui sono chiamato ad aprirmi all'altro, a conoscerlo, a vivere di empatia con l'altro. E questo, per esempio, lo facevo provare ai giovani figli di emigranti in Europa, portandoli nel Sahara e nel sud del Marocco. Ecco, lì inseriti, camminando in questo pellegrinaggio di una decina di giorni, 12 giorni, tra comunità, tra culture con una religione differente, quindi si abituavano ad ascoltare l'altro, ad essere un po' in sintonia, a comprendere altri valori e altri modi di pensare. Dopo la pausa cercheremo di raccontare un po' le sue esperienze, anche nel racconto di un'Europa fatta nei grandi centri, fatta di incontri di culture, un'Europa che si prepara un po' a trascendere la nostra dimensione attuale. Però prima le voglio fare una domanda un po' più generale. La frontiera è il luogo dell'incontro, è il luogo del dialogo. Questo dialogo è possibile anche sulla base di fedi differenti? Bisogna cedere per entrare in contatto con gli altri? Oppure è possibile forme di dialogo più complete e più integranti? Mi viene in mente la risposta di una suora nel Marocco, in una comunità cristiana che abbiamo visitato, e che diceva: noi non siamo qui per convertire, ma siamo qui solo per amare. E ricordo i giovani come erano sbalorditi di questa risposta, cioè vedendo delle testimoni di Cristo nella terra del profeta, in terra d'Islam. Per loro, per queste comunità cristiane, nell'ambito di un'altra religione, di un'altra cultura, è questo vivere quotidiano, questa amicizia, questo aiuto reciproco, questo dialogo della vita, lo chiamano, ed è questo che riesce a costruire un po' la nostra personalità e a ricostruire un po' la nostra fede, rendendola più porosa, più attenta agli altri, più aperta, perché essere cristiani significa essere aperti agli altri. Un breve approfondimento, qualche minuto di pausa e torneremo tra pochissimo con lei.
Marsiglia, poco meno di 1 milione di abitanti, è la città francese più grande del Mediterraneo. Il clima unico, caldo e asciutto tutto l'anno, la rendono, nelle atmosfere e nelle temperature, quasi più simile a una città dell'Africa del Nord che alle sorelle francesi. Marsiglia è un microcosmo irripetibile anche per tante altre ragioni, dovute non solo al termometro. La città francese, infatti, conosce da secoli e secoli il fenomeno di larghe immigrazioni. Francesi del nord, italiani, europei, asiatici, ora più di 1/4 degli abitanti è di fede musulmana e più della metà degli under 18 ha origini nordafricane. Camminando per alcune strade di Marsiglia si avverte nitidamente la consapevolezza di camminare lungo la frontiera che separa, o forse unisce, continenti, fedi, stili di vita. Gli stessi eroi cittadini, il campione del mondo Zinedine Zidane e il centrocampista del City Samir Nasri, entrambi nati e cresciuti a Marsiglia, hanno origini algerine. Anche loro emigranti, anche loro raggiunti, come uomini, dalla chiesa in uscita che esce per incontrare. Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione. Pronto mondo? Di nuovo in collegamento con padre Renato Zilio. Grazie padre Renato. Prego. Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, del tema dell'emigrazione. Gli emigrati adesso, prevalentemente giovani incontrati dagli scalabriniani nelle loro attività. Ce ne può raccontare qualcuna? Sì, per esempio a Londra penso alle migliaia di giovani che arrivano anche oggi continuamente, sempre con lo stesso senso delle nostre migrazioni antiche, perché la nostra terra è proprio di emigranti, con il senso che la vita è una lotta ed è una danza. Cioè questi giovani arrivano e sanno di arrivare, si accorgono subito in prima linea, quindi devono combattere, la vita è dura, è amara, ogni giorno c'è una sorpresa perché siamo in casa d'altri ed è una danza perché apre la testa, apre il cuore a altri mondi, si esce dal nostro piccolo mondo antico e per questi giovani quindi è sempre un qualcosa vissuto con speranza e con disperazione. A Londra abbiamo una missione italiana, però che ha aperto le sue tende e ha accolto anche una comunità portoghese e una comunità filippina, per cui alla domenica abbiamo le celebrazioni in tante lingue. Alla sera, chiudendo le porte della chiesa, mi dicevo sempre, ecco, oggi ho avuto il mondo in casa. E difatti Londra, già al tempo delle Olimpiadi 2012, è rappresentata come il mondo concentrato in un solo punto, e questo è vero. Mi raccontava esperienze importanti anche prima con i giovani nel deserto. Il deserto è un luogo biblico, il deserto è anche un luogo di incontro con l'altro. Cosa le è rimasto più impresso di queste esperienze? Beh, era anche un luogo di ricerca con se stessi. Questi giovani, quando entravamo nel deserto, quindi per vari anni durante la Quaresima, a un certo punto sulla duna più alta, in un paesaggio dove c'è solo sabbia e solo cielo, affondavano le mani al Kyrie eleison, al Signore pietà, le mani, e cercavano di ascoltare questo silenzio perfetto che c'è, quindi in questa sabbia. E chiedevo, ma cosa fate? Beh, stiamo ascoltando quanti milioni di uomini e di donne in questo mondo piangono, e a noi perché hanno una vita difficile, impossibile, semmai sradicata come migranti, e a noi non interessa nulla. Signore pietà. Al momento di darsi la pace affondavano le mani fino al collo dentro questa sabbia per dare la mano a tutti gli uomini della terra, mi dicevano. Tra me e me dicevo, questo sarebbe interessante per dei giovani che vengono dall'Europa dove hanno tutto, quindi è un'utopia, un po' incantati e incartati da tante cose che piacciono, dal computer, dal telefonino eccetera. Invece dopo qualche settimana ritornavano e mi dicevano, ecco, ho deciso padre, io ritorno in Africa per un anno di volontariato, io vado in Brasile, a Bahia del Salvador, per fare un anno di volontario. Questo era interessante, esperienze che cambiano. A settembre i superiori la destinano a Marsiglia, la periferia francese, e proprio in questi mesi dalla Francia, dalle periferie della Francia dove gli immigrati di origine africana a volte l'integrazione non è così facile, vediamo i fatti di Parigi, vediamo i fatti di Charlie Hebdo. Qui il dialogo si fa carne. Qual è la sua esperienza?
Senz'altro non bisogna dimenticare la foresta guardando l'albero. L'albero non può nascondere la foresta, né un pugno di fanatici non può far dimenticare la fede di un popolo e la cultura di un popolo. Qui infatti nel nostro quartiere abbiamo il Maghreb, i francesi sono ben pochi, ma abbiamo quindi il Marocco, l'Algeria, sembra di essere nel Nord Africa, la conduzione dei bar, il modo di gestire il mercato, l'incontrarsi, il modo di vestire, proprio si è immersi in un pezzo d'Africa che è venuta quindi ancora negli anni 60-70 da questa parte del Mediterraneo, e noi aiutiamo i ragazzi, i figli di tutte queste famiglie che sono musulmane generalmente nel sostegno scolastico in questo centro Enfants d'aujourd'hui pour le monde de demain, insegnando francese, matematica, inglese, io insegno inglese, dando una banca alimentare o dando dei vestiti o altri, un mercato alternativo per loro con pochi soldi, qualche euro. Ecco, perché per noi è aiutare il loro futuro, aiutarli che non siano l'ultima ruota del carro, per esempio a scuola per questi ragazzi. Allora sento dire una mamma algerina: io ringrazio ogni mattina Allah perché ci siete voi. E io non saprei perché non sono stata a scuola, dice questa mamma algerina, non saprei aiutarli per il loro futuro, ma voi pensate a questo, è per questo che prego. So che nel vostro centro operano come volontari anche tanti ragazzi musulmani, ora all'università, che proprio con voi hanno mosso i primi passi nell'istruzione, un dono che è stato fatto che adesso torna moltiplicato. Senz'altro, e questo mi fa pensare alla scuola di Barbiana, di Don Milani, cioè dei giovani che a un certo punto cresciuti diventano responsabili di altri ragazzi. Questo dice appunto anche il senso delle parole del nostro arcivescovo qui di Marsiglia, che dice: noi cristiani abbiamo una grande responsabilità riguardo al mondo, dataci da Cristo, cioè la fraternità. Bisogna costruire qualcosa di fraterno, bisogna rendere le culture e gli uomini più vicini. Ecco, e questo in questo senso di giovani che poi si sentono responsabili di altri giovani e che in questo spazio, che è come un'oasi in questo quartiere, dove si respira serietà, responsabilità e aiuto reciproco, questo centro che abbiamo come missionari scalabriniani, missionarie scalabriniani, è un qualcosa di interessante, di vivo, e soprattutto vediamo una risposta ante litteram, perché è 25 anni che questa realtà funziona, una risposta alle parole di Papa Francesco, cioè di curare le periferie, di essere vicini quindi a chi è fratello ma che ha bisogno di noi. Un'esperienza la sua in una terra in cui l'immigrazione avviene in maniera stabile da ormai una quarantina, una cinquantina d'anni. Nel nostro Veneto l'immigrazione è un fenomeno più recente, anche se ormai ben radicato, e molti problemi emergono soprattutto nel rapporto tra gli autoctoni e gli immigrati, anche in questa fase di nuova immigrazione con i profughi che sbarcano da Lampedusa. Alla luce della sua esperienza, qual è il consiglio che ci darebbe per affrontare questo fenomeno come una ricchezza e non come un problema? Dobbiamo renderci coscienti che la terra sta cambiando sotto i nostri piedi, il nostro mondo sta cambiando, non possiamo più continuare con la mentalità, con le ideologie di ieri. Ormai altri uomini, altri esseri viventi quindi faranno parte del nostro futuro e vivranno con noi, con la nostra terra, per cui bisognerà essere curiosi, quindi imparare lingue, aprirsi all'altro, essere appassionati e quindi cominciare a lottare non ognuno per il proprio orto, per le proprie cose, per i propri interessi, anche in momenti di crisi, ma mettersi insieme, lottare per delle grandi cause e poi coltivare soprattutto l'apertura di mente e di cuore all'altro, non è chiudendoci, paralizzandoci in quello che abbiamo ottenuto, soprattutto sapendo che l'Italia è considerata all'estero come la terra dei privilegi, ma aprendosi all'altro e trovando soluzioni nuove e originali. D'altra parte la mente, come l'ombrello, dice Einstein, funziona solo quando si apre. Padre Renato, grazie per la sua testimonianza, grazie per il suo lavoro e grazie per questa apertura alle frontiere, alle periferie del mondo che ci ha dato oggi. Grazie a voi. L'appuntamento con noi gentilissimi ascoltatori è sempre per la settimana prossima. Grazie al telefono di Pronto Mondo saremo pronti per un altro viaggio nel cuore della missione, per un altro viaggio nel cuore dell'uomo.
Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione, a cura del centro missionario della diocesi di Padova.